progetto europeo United for Health ha visto il suo inizio a gennaio del 2013 e avrà una durata complessiva di 36 mesi. Lo scopo principale è quello di diffondere su larga scala i servizi di telemonitoraggio già implementati e testati all'interno di Renewing Health. Questo è voluto sia dal Consorzio stesso che dalla Commissione europea, proprio per creare un legame forte tra due dei più grossi progetti che la Commissione abbia finanziato su questo tema. Arsenal avrà due compiti veramente molto importanti all'interno di questo progetto. Il primo sarà quello di supportare la ULS 14 di Chioggia nella gestione delle attività di coaching verso gli altri paesi europei per quanto riguarda i servizi di telemonitoraggio per il monitoraggio di pazienti affetti da scompenso cardiaco e diabete. Un altro dei compiti più importanti gli è stato riconosciuto direttamente dal Consorzio e sarà quello di gestire e creare un database che raccolga tutti i dati degli oltre 13.000 pazienti coinvolti.